Maurizio Pace, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Agrigento, alla guida dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, ENFAP, per i prossimi 4 anni. Si tratta, ha spiegato il presidente Pace, di un percorso al quale ho dedicato il mio impegno in questi anni, considerato che sono stato delegato dal presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti a rappresentare proprio la federazione all'interno dell'ENFAP, mantenendo una posizione di cambio di passo come d'altronde richiesto dalla stessa categoria. Oggi l'ENFAP è fortemente patrimonializzato e purtroppo scontenta le aspettative degli iscritti. La mia elezione e la realizzazione di questo percorso saranno condivisi dai colleghi con i quali abbiamo un obiettivo comune: gratificare i pensionati, avvicinare i giovani al loro percorso di costruzione previdenziale e soprattutto rendere l'ENFAP la casa comune di tutti i farmacisti. Non mi riferisco soltanto ai titolari, ma anche ai collaboratori con le loro aspettative, agli ospedalieri, ai liberi professionisti, ai colleghi che lavorano negli esercizi di vicinato. Dobbiamo guardare a un ente che comprenda la totalità di tutti gli iscritti, creando delle proiezioni di un nuovo percorso che vede come protagonisti gli iscritti all'Ordine Nazionale. Non è mancato di certo la soddisfazione di vicepresidente dell'Ordine dei Farmacisti di Agrigento, Marcella Nuara, che a nome di tutto l'Ordine ha espresso orgoglio e soddisfazione per questo importante traguardo, certo che il presidente Pace saprà guidare l'ente con la competenza, la visione e la dedizione che da sempre lo contraddistinguono. La prestigiosa nomina, afferma Marcella Nuara, è un importante riconoscimento al valore professionale e all'impegno istituzionale del presidente Pace, da anni punto di riferimento per la categoria a livello provinciale e nazionale.